Sì, ancora una volta l'azienda Università Ospedale di Padova ha aperto le sue porte alle nostre telecamere e ringraziamo naturalmente la direzione. Parliamo con il professore Vincenzo Baldo, epidemiologo dell'Università appunto di Padova e professore insomma e esperto appunto dell'azienda ospedale. Parliamo di West Nile cercando di fare un po' il punto della situazione. Ci è arrivata notizia appunto di un ricovero, vogliamo capire soprattutto come proteggerci, insomma elargendo qualche consiglio, soprattutto per riconoscere la sintomologia, perché a telecamera spenta il professore ci ha spiegato che insorge una febbriciattolina che potrebbe essere confondibile addirittura con il coronavirus. Parlo velocemente di qualche dato passato. 2018 sappiate che i casi in Italia erano 244, nel nostro territorio 4/5. Più o meno tra l'azienda ospedale Università di Padova e ULSS 6 i casi dovrebbero essere analoghi anche appunto in questo 2022. Professore, a lei la parola per spiegarci un pochino la situazione e i vari sintomi e come riconoscere e cosa fare soprattutto. Tanto buongiorno, grazie. Allora, la West Nile disease è causata da un virus. Questo virus è trasmesso da un vettore. Il vettore è la zanzara culex, che è una zanzara che è la zanzara normale che noi vediamo normalmente nella nostra area, che è quella che la prende dall'animale, che di solito sono la specie aviaria, e quindi dopo viene trasmessa all'uomo come ospite terminale, cioè quindi diciamo che è soltanto occasionale la puntura, quindi non è una patologia che posso trasmettere da uomo a uomo, quindi ho bisogno per forza del vettore che deve essere infetto, quindi ovviamente ho bisogno anche che ci sia il virus all'interno della specie animale, quindi importante la sorveglianza combinata tra uomo e animale, come sta facendo il nostro istituto profilattico. Diciamo che sta appunto manifestandosi in questo periodo proprio perché è il periodo classico, dato il caldo, delle zanzare, quindi non è una malattia diciamo che è scoppiata casualmente così in un periodo dell'anno, è tipico. È tipico, cioè è un virus che conosciamo da parecchio tempo, il suo nome deve proprio dall'origine West Nile, perché origina proprio dall'area del Nilo. I primi casi ci sono avuti in Italia a Fucecchio, in Toscana, e noi li abbiamo avuti un po' più tardi, circa 5-6 anni fa, nell'area vicino al Po, quindi nel delta del Po, quindi nel Ferrarese. Dopodiché ha coinvolto anche tutta l'area padana, quindi arrivando anche fino alla Lombardia, fino alle aree più a est. Senta, però incuriosisce perché i vari casi riguardano però persone anziane, perché sono i famosi fragili? O per quale motivo? Sì, perché normalmente abbiamo un caso ogni 4 che si manifesta con qualche sintomo che è la febbriciattola, il mal di testa, l'atassia, quindi la mancanza anche di forza volendo, e normalmente i sintomi maggiori li abbiamo nei soggetti più anziani, negli anziani fragili, quindi manifestano anche sintomatologia un po' più grave fino all'encefalite e alle meningoencefalite. Mi corregga, alcuni di questi sintomi che lei ha appena descritto mi hanno riportato alla mente il famoso long covid ad esempio. So che mi diceva c'è anche una piccola difficoltà per voi medici nel riconoscere appunto nel caso di insorgenza di sintomi se sia una malattia piuttosto che l'altra. Diciamo i sintomi sono similari, ma abbiamo l'aiuto molto importante che ci dà il laboratorio, che ci dà quindi la possibilità di fare questa diagnosi differenziale, che magari inizialmente diciamo ci può essere un po' di difficoltà, però dopo basta un semplice test per poter capire se una cosa è l'altra. Quanto tempo si ha la risposta? La risposta si fa un test, un tampone nasale, quindi un test rapido, 15 minuti. Quel famoso quarto d'ora. Verrebbe semplicemente da dire, mi metto l'autan e sono a posto, ci dia qualche consiglio insomma, perché trattandosi di zanzare appunto uno dice basta non andare in mezzo alla natura o mi cospargo appunto di questi presidi farmaceutici e sono salvo? No, questo sì aiuta sicuramente a usare i repellenti, questo sicuramente è un aiuto. Molta attenzione nelle nostre case a tutto ciò che può essere raccolta d'acqua.
perché una raccolta d'acqua stagnante può permettere alla zanzara di deporre le uova e quindi fare la forma larvale, quindi avere più zanzare. Più zanzare abbiamo, maggiore è la possibilità che queste possano in qualche modo infettarsi e quindi dopo passare all'uomo la patologia, però dai numeri che abbiamo sono per il momento numeri abbastanza limitati, quindi non controllarla, fare molta attenzione, però non avere ancora questa paura. Professore, io di certo non voglio fare il classico giornalista allarmista, ma purtroppo, torniamo seri, c'è stato un decesso, ricordiamo, perché questo comunque è una malattia, è un virus da non prendere sotto gamba, si finisce anche in intensiva. Sì, esatto, perché appunto in questi soggetti che sono maggiormente fragili possiamo avere questa evoluzione della patologia che va incontro a questa meningoencefalite, quindi non abbiamo una terapia adeguata nei confronti del virus, è una terapia di supporto, quindi dipende molto dalla capacità del nostro organismo di rispondere, quindi facciamo attenzione che comunque è una patologia da tenere in considerazione. Allora professore, ricapitoliamo prima di congedarci da questa diretta. Se mi dovesse pungere una zanzara, devo fare semplicemente attenzione a quali sintomi? Ricordiamolo appunto a chi ci sta ascoltando. All'aumento della temperatura, questo è il sintomo maggiore, ecco, diciamo la febbre in estate. A rischio maggiormente se si ha insomma qualche anno alle spalle. Esatto, quindi se si è fragili si è più a rischio, come per tutte le altre patologie. Bene, se non ci sono ulteriori domande, per il momento è tutto dall'azienda Ospedale Università di Padova. Io ringrazio il professor Vincenzo Baldo, epidemiologo. A voi studio.